Settima corsa e conclusiva dall'Arcoveggio, 11 anziani di categoria G al via. 1 Vania del Ronco, 2 Zoe GMG, 3 Zimmerman, 4 Alfredo Dipa, 5 Regensburg, 6 Atena VF, in seconda fila 7 Atomo del Vento, 8 Lissellele, 9 Angelico, 10 Visrod, 11 Socrate Benal. Allenamento che si va a completare, autostart che sta per lasciare i concorrenti per l'ultima corsa. Dall'Arcoveggio parte molto piano Atena VF e si parte con veloci Vania del Ronco e Zoe GMG, con Zoe che insiste su Vania e passa a condurre. All'imbocco della prima curva, al largo c'è Zimmerman, poi ancora Visrod partito bene dalla seconda fila, quindi Alfredo Dipa, mentre ci sono problemi per Atomo del Vento. Tanto passa a condurre Zimmerman dopo 200 metri in 14,9, in vantaggio Zimmerman nei confronti di Zoe GMG che rimane in seconda posizione, terzo è Vania del Ronco, all'esterno avanza Alfredo Dipa, i 400 in 31 e va deciso Alfredo Dipa lato di Zimmerman, lo costringe ad accelerare un pochettino, mentre la seconda pariglia a largo è andata a farla Angelico. Primi 600 passati in 45,6. Passaggio davanti alle tribune, conduce Zimmerman nei confronti di Zoe GMG, Alfredo Dipa al largo, Socrate Benal si lancia in terza ruota e cerca di portarsi sulla testa della corsa, 1 minuto e 6 decimi per il mezzo miglio iniziale, con Zimmerman che guida nei confronti di Zoe GMG. Al largo Alfredo Dipa, in pariglia Angelico, proteso in terza ruota c'è invece Socrate Benal, ancora lungo i birilli Vania del Ronco, mentre si muove in terza ruota anche Atena VF, la dritta opposta alle tribune, numero con 9, Zimmerman Angelico, che si difende, Socrate che cerca di arrivare, Vania del Ronco che ha tagliato fuori, Atena VF va in terza ruota, cerca di mettersi in caccia dei primi, 1.37 3/4 di miglio, Zimmerman che si difende, Socrate che insiste al largo, Vania del Ronco che ricarica le pile in scia Socrate, quindi ancora Atena VF, lungo la corda c'è Alfredo Dipa. Socrate Benal insiste, tende a passare nei confronti di Zimmerman, al largo cerca di intervenire anche Vania del Ronco, è passato Socrate nei confronti di Zimmerman, si allarga un po' in arrivo, Socrate Benal in vantaggio, Socrate Benal che viene a vincere nei confronti di Zimmerman che deve salvarsi da Atena VF per il secondo. Al terzo appunto la stessa Atena. 2-1-7 il totale, il successo di Socrate Benal, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il training di Marco Azzaroni, colori della scuderia Benal, 1-15-7 il ragguaglio cronometrico per Socrate Benal, chiuso da favorito il numero 11. Andiamolo a riapprezzare nelle immagini, che passa dopo la sua caratteristica progressione in mezzo alla pista, viene a vincere netto nei confronti di Zimmerman e di Atena VF.